Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Oggi andiamo a fare un altro giretto qua in montagna, il tempo però è questo qui. Sono arrivato, sono le 15:30, ho fatto partire tutte le app con le statistiche sulla distanza, sul chilometraggio, pronto per l'itinerario. Strada facendo ho deciso di andare a vedere Cima Fonte. Ho visto sui 1500 metri, quindi uno dei punti più alti dell'altopiano di Asiago nel versante sud. Niente, adesso intanto vedete anche il tempo è rasserenato e niente, adesso iniziamo questo bel itinerario. Ragazzi, un consiglio spassionato da amico: se venite in auto lungo la strada che poi conduce il Giro delle Maghe, che è la stessa che ho fatto la settimana scorsa, attenzione perché è veramente messa male, quindi se avete macchine basse come la mia è meglio parcheggiare prima dello sterrato. Paesaggio comunque che già da qua merita tantissimo. Adesso è stupendo anche quei faggetti che stanno vegetando. Ma che terrazzo è, ragazzi? Ma vi pensate in un mattino affosissimo d'estate in pianura svegliarvi e aprire la finestra e vedere una roba del genere? Meraviglioso, ragazzi. Il bello della montagna è che all'ombra è quasi freddo, il sole fa caldo, si parlano di quelle frustate. Ecco ragazzi, questo è l'inizio del Giro delle Maghe in senso anti-orario, il contrario sia di quello che ho fatto l'altra volta. Maghe a fondi. L'intensità dell'azzurro oggi è meravigliosa proprio. Lì ragazzi, indicazioni Maghe cima a fonte, quindi proseguo a destra. Dunque ragazzi, io sono qui, il mio obiettivo è qua. Devo percorrere il sentiero in questo senso. Ragionavo sul fatto di quanto fossi fortunato a trovare una giornata del genere, visto comunque la giornata oscena di ieri e soprattutto quella peggio ancora di domani. Oggi c'è da baciarsi le mani proprio. Qui ragazzi la deforestazione potente, mista a vaia, ha aperto una finestra sulle pianure. Adesso ragazzi vi faccio notare una cosa, ossia guardate il livello di vegetazione del piante lì in fondo, che hanno comunque già una discreta copertura di foglie. Guardate pochi metri più avanti invece sono appena le gemme. Stranissima questa cosa, si vede che c'è un microclima particolarmente più freddo qui dove indico col dito. Lì c'è il laghetto delle Osi Selgea, guardate anche il torrente dell'Astico, si vede il letto quasi senza acqua, stupendo ragazzi, si vede praticamente casa mia da qui. Intanto io continuo a salire in altitudine, vediamo quanto manca ancora, ai 1500.
ragazzi, ma ho scoperto l'Eden qua su. Che roba! In mezzo a tutto bosco si apre questa valle dei sogni proprio. Che spettacolo! Che belli quei sassi laggiù! E ragazzi, c'è una dolce signora che raccoglie il talassaco. Qui c'è l'ex Maiga Cima Fonte. Ecco ragazzi, sono in cima, lì vedete la Maiga. Comunque Cima Fonte è questa, quindi mettiamo che ci sono arrivato perché non ci sono sentieri né niente per salire, poi è una distesa di conifere, quindi è inutile anche andare fino in cima e non vedere nulla. Volevo farvi vedere a ovest le spettacolari montagne in lontananza. Non saprei cosa dirvi riguardo al tipo di montagna, al nome della montagna, solo che sono stupende, ancora innevate, quindi si parla di vette sui 2000, 1900-2000 metri almeno. Comunque ragazzi, non andrei mai via da questi posti io. Purtroppo quello è il brutto delle montagne, che quando ci sei sempre un po' dura dopo distaccarti, cissi e tornare giù al solito casino della pianura, però tanto questa manciata di ore ce le siamo fatte. Aspettate, il giro non è mica finito, Ragazzi, mi sono fatto una mezz'oretta qui nei dintorni, prendendo un po' il sole, vedendo un po' panorami, sentieri così. Adesso mi metto in moto per tornare verso Valheim. Ragazzi, non ci credo, guardate cosa sono riuscito a trovare all'ultimissima possibilità prima del ritorno. Ho trovato, no, pazzesco, 23 siamo oggi, 23 maggio, 1470-80 metri neve. Ok ragazzi, sono uscito dal paradiso terrestre, di quel buco lì. Mi cammino veramente stavolta. Ecco, adesso vi porto i infoti che preferirete voi, quindi seguitemi ancora. Ok ragazzi, quindi l'itinerario, io sono partito da qui
ho percorso questa strada verso nord, a un certo punto cima a fondo ci trovavo sulla sinistra, e ho continuato e sono arrivato qui a ex Maiga di Cima a Fonte, e il sentiero che ho fatto prima avrebbe portato a un bivacco di Caltrano, vedo. Questo qui è assai interessante come cosa. E poi proseguendo si sarebbe arrivati alla Lova Arezze, che è il percorso dell'anello delle Maighe, del Giro delle Maighe. Comunque ragazzi, volendo, per chi è appassionato di bici, questi sentieri si possono fare appunto anche a due ruote. Infatti vedete qua c'è tutto il percorso segnalato e qui c'è anche il tempo impiegato medio, la distanza è 61 km, deve essere veramente un bel itinerario. Ragazzi, sullo sfondo Maiga Serona. Ed ecco qui ragazzi, il mio giro è finito, purtroppo sono le 18:30 ed è ora di tornare a casa. Niente che dire, spero il video vi sia piaciuto. Vedete, più o meno una volta a settimana pubblico un video, quindi non vi resta altro che seguirmi. Troverete sempre nuovo materiale, sempre nuove escursioni dove prendere esempio, oppure gustarvi anche solo un po' gli occhi o comodamente seduti da casa. Ragazzi, statemi bene e buona visione.